Ventunesima serie, al maschile Ewan Mutt alla 3, Pietro Capadona alla 4, Winar Stridom alla 5, Marco Gecchielli alla 6. Andiamo a vedere il passaggio ai primi 50 metri della prima serie. Alessandro Agnato in testa 29.03, su Lindsay McLeod 29.58, Martina Marin e Rebecca Meder 29.73 pari tempo. Le prime 5 atlete nello spazio di 75 centesimi. Siamo già nei pressi della virata dei 100 metri. Alessandro Agnato in testa dalla corsia 2 per la rappresentativa Rosà 60.80, 31.77 su Lindsay McLeod, 32.25 per la sudafricana Rebecca Meder, terza 32.40, Giulia Pavanello 1.2.20, 32.42. Terza vasca, al momento più difficile da interpretare nei 200 stile libero. Attendiamo il passaggio cronometrato ai 150 metri per vedere chi è in testa, il relativo passaggio della nuotata di gara della terza vasca. Ancora Agnato in testa, 33.30, 1 secondo e 53 in più rispetto alla seconda vasca. Pavanello dalla corsia 7 seconda per il team Veneto, 32.77, Lindsay McLeod terza, 33.53. Agnato alla 2, Pavanello alla 7, saranno loro due che andranno a combattere per la vittoria. Andiamo a vedere tra queste due atlete. Giulia Pavanello 2.06.91, 35 centesimi su Alessandro Agnato, e completerà il podio Rebecca Meder 2.7.83.